Ciao e benvenuto in questo nuovo video a cura di mattoscacco.com. Oggi facciamo un po' di quiz scacchistici. Saranno tutti quiz basati sul tema inchiodatura e vediamo quanto sei bravo tatticamente su questo tema. Allora, partiamo subito senza perderci in chiacchiere. Siamo i neri in questo problema. Tocca a noi muovere e dobbiamo trovare la mossa più forte. Alcuni di questi problemi saranno semplici, altri saranno più complessi. Saranno 5 problemi. Eh, Spero che tu sia in grado di risolverli tutti, veramente, perché è un tema molto importante quello dell'inchiodatura. L'abbiamo già trattato diverse volte su questo canale e in questi problemi lo scoprirai ancora di più. Allora, adesso se vuoi metti anche in pausa il video, guardati bene questo problema e poi quando sei pronto a farlo ripartire ti darò la soluzione. Vai! Ok, sto per darti la soluzione a questo problema. È data da cavallo in E5, facendo leva su questo pedone che è inchiodato, che non può catturare il cavallo, altrimenti si perde la donna, e di conseguenza, dopo che la donna si deve spostare perché è sotto minaccia, si prende la qualità su F3. E questo era il primo problema, piuttosto semplice, vero? Andiamo a quest'altro che invece è più interessante e non tanto immediato. Siamo i bianchi, siamo in un notevole svantaggio. In che modo qui possiamo ancora una volta sfruttare il tema dell'inchiodatura per, insomma, ottenere un vantaggio? Pensaci bene. Ok, ancora una volta sto per darti la risposta, se non la vuoi sapere stoppa il video. La soluzione a questo problema è dato da torre di 3, inchiodando la donna al re. E tu dirai, ma la torre si può catturare? Certo, ma a seguito di questo il bianco ottiene lo stallo. Il re qui non può andare, qui non può andare, qui c'è l'alfiere, c'è la donna, qui c'è l'alfiere, qui c'è l'alfiere e di conseguenza qui c'è la donna, ecco. Sì, tra l'altro qui no, non ci potrà mai arrivare il re, fa niente, ok. E stallo. E tra l'altro il pedone non si può muovere perché c'è davanti la donna. Andiamo al terzo problema. Eccolo qui. Io ti consiglio di provare a fare questi problemi veramente ragionandoci, perché se guardi subito la soluzione non apprendi nulla di nuovo e se invece provi a sbatterci contro il muro, anche se poi non vedi la soluzione, però è lì che veramente funziona. In questo caso siamo i neri, ancora un'altra volta il tema è sempre quello dell'inchiodatura. Qual è la mossa vincente per il nero? Vai! Ok, sto per darti la soluzione ancora, perciò se hai bisogno di tempo ancora per pensarci, stoppa il video. La soluzione per il nero è data da donna per G2. Ora donna per G2 e adesso tranquillamente torre per E2. La donna non può catturare la torre poiché è inchiodata, quello che può fare la donna sicuramente è catturare l'alfiere. Però a seguito di questo abbiamo un finale vinto. Ottimo! Penultimo esercizio sempre sul tema dell'inchiodatura. Qui siamo i bianchi, pensaci bene, questo sembra facile, ma forse non lo è così tanto. Tocca al bianco muovere, qual è la mossa vincente? Ok, anche qui sto per darti la soluzione e la mossa corretta è data da alfiere N5. Certo, se non ci fosse questo pedoncino sarebbe subito un bello scacco matto, ma il nero può giocare F6 e adesso come ce la caviamo? Come si continua? Semplicemente si fa ancora leva sull'inchiodatura. Bam! Donna G5. Questo pedone è doppiamente inchiodato. Se catturi l'alfiere, perdi la donna. Non puoi proprio a livello legale di mosse catturare la donna perché è inchiodato dall'alfiere. Quindi adesso ci sono due attaccanti su questo pedone
e il nero non può fare altro che difendersi solo una volta, no? Come fa? Si deve spostare, che so, sposta la donna, tac, deve dare la donna, scacco, il re si sposta e questo è chiaramente un finale vinto, giocato senza fare cappellate. Andiamo all'ultimo esercizio. Ultimo esercizio abbiamo due belli alfieri, che tra l'altro c'è già un'inchiodatura in atto, però qui devi dirmi come il bianco riesce ad avere un ulteriore vantaggio da questa situazione. Ok, la spontanea alfiere cattura, re cattura porta a una patta, no? Poiché il nero non riuscirà mai a promuovere questo pedone, forse il bianco riuscirà a catturarlo, ma anche se non riesce a catturarlo non c'è problema, tanto si mette davanti l'alfiere e buonanotte. Mentre la mossa corretta, invece, è data da Re H2. Re H2, ora qui il nero deve fare una mossa, che può essere una mossa di re, una mossa di pedone. In caso di mossa di pedone abbiamo re per D2. Adesso il re deve fare una mossa qualsiasi, che sia G4 o H4, e perde la torre. Una mossa del genere, giocata subito, per esempio alfiere F4, scusami, alfiere F4, invece porterebbe allo stallo, poiché dopo D2 il bianco è costretto a catturare e adesso il re non può muoversi da nessuna parte. Mentre la mossa iniziale re H2, ho sbagliato, re H2 è corretta perché lascia un margine di manovra al re nero e quindi non gli permette di andare in stallo. Quindi questa è stata molto molto carina e sai bene che con i due alfieri si può mattare. È molto difficile ma si può mattare. Se vuoi capire come, all'interno del canale YouTube di Matto Scacco c'è il video di come fare matto con due alfieri verso il re. Dovrebbe essere matto in 7 da questa posizione. Bene, 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 mi raccomando, fai tanti, tanti, tanti esercizi di tattica perché sono fondamentali. Dove farli? Ci sono tantissimi siti. Il mio preferito per quanto riguarda gli esercizi di tattica non è né chess.com né l'ICES, si chiama Chess Tempo. Qual è la differenza fra gli altri due siti che ho appena citato? È che in Chess Tempo gli esercizi di tattica sono più vicini alla realtà. Cioè su chess.com c'è sempre dei matti in 2, matto in 3, matto in 1, anche sull'ICES. Su Chess Tempo invece trovi più bastardate, magari sono più semplici, non c'è da dare un matto, magari c'è da muovere un pedone, magari c'è... Però per quanto mi riguarda sono veramente più complessi perché non c'è sempre da trovare un matto, capisci? Quindi sono più vicini alla realtà perché non è che sempre nel medio gioco c'è un matto in 3, capito, no? Va bene, dopo queste perle di saggezza io ti lascio alla tua giornata e ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!